Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati su Rondo Total War, ultimo teatro di guerra, probabilmente l'ultima puntata, non lo so ragazzi, lo scopriremo strada facendo, comunque è stata in qualsiasi caso un'impresa epica. Cosa faremo in questa puntata? Beh, andremo a prendere Stanwich per poi costruire il muro che ci separa dal nord dell'Inghilterra e completare così tutta la nostra campagna personalissima, ma andremo anche a dare una stangata a questi di Burdorgis, perché da nostri alleati sono passati a essere nemici, o perlomeno partner commerciali, adesso sono nemici e cercheremo di tirare giù questo forte in modo tale da poter poi eventualmente mettere al sicuro tutto il confine. Ricordiamo che il confine, come vedete, è tutto nostro, di nostri alleati, manca solo questa porzione che ci ha dichiarato guerra. Quindi io direi di andare a sedare questo, portarlo dalle nostre in modo tale da avere poi tutto il confine nostro. Vedremo anche se la tenuta delle nostre legioni lungo il confine del fiume è qualcosa di sensato, cioè è effettivamente efficace oppure no. Quindi bentornati signore, a meno che non ci siano altre guerre in giro, dovremmo finirla abbastanza velocemente. Tra l'altro qua vi ricordo rivolta di schiavi che ci hanno saccheggiato la città. Come vedete hanno fatto un disastro, dobbiamo porre assolutamente rimedio. Tra l'altro sì, la Fretensis, scusate, è quella che è stata danneggiata dagli schiavi e adesso andremo a riprenderci quello che è nostro con la Gallica. Qui invece abbiamo ancora un esercito nemico, Nebbia del Destino, nei nostri territori. Dobbiamo assolutamente bloccare il loro passaggio. Vediamo se riesco a farlo. Abbiamo 1 su 4 di probabilità di farli fuori. Niente, non ce l'abbiamo fatta. E portiamo qui a questo punto la nostra legione. Non mi piace particolarmente stare nei boschi, perché andiamo un po' diciamo contro, cioè andiamo un po' come si potrebbe dire in una situazione di carenza dovuta al fatto che Roma non combatte bene nei boschi. Loro non sono tantissimi, però la possiamo anche rischiare e andiamo a giocarcela in questa zona. Quindi torniamo indietro, lasciamo il ponte, che diciamo è la strada un po' più con senso, e andiamo ad attaccarli. Allora, liberiamoci prima di tutto degli schiavi, se ce la facciamo. Penso che una legione sia sufficiente, visto che abbiamo anche, dovremmo avere anche qualcosa sulla cittadina, e direi che li possiamo schiacciare tranquillamente. Abbiamo tutto l'esercito di guarnigione, non capisco per quale motivo, però va bene così. Quindi direi che non ha senso combatterla. Andiamo in modalità protezione e li facciamo fuori definitivamente. Schiavi che non hanno potuto godersi il denaro che hanno illecitamente rubato. Schiavi erano e schiavi tornano, signori. Benissimo. Siamo ritornati in possesso delle nostre terre. Ottimo, nessuna ribellione più in questi territori. Perfetto, possiamo andare avanti. Qui andiamo a esportare il ferro, quindi va bene così. Andiamo sul banditismo e siamo a posto. Qua siamo saliti di livello, come avete visto. Andiamo sul numero di prigionieri di guerra. Sì, direi che si può fare. E poi andiamo sulle battaglie da assedio, perché ci sta questa cosa, fa parte del nostro retaggio. Qui andiamo su forza inarrestabile e direi che ci siamo. Addirittura ragazzi possiamo tornare indietro, addirittura, e ci rimettiamo qua ai confini. E ai confini io metterei anche la Fretennis, però ho paura, non so, meno 60. Beh, ho 2 turni, ho 2 turni nel caso. Ci mettiamo in questa posizione, così copriamo sia la cittadina che la legione. E al prossimo turno, se non ci sono complicazioni, dovremmo essere in pista. Qua andiamo a potenziare anche questo uomo, che massimizza tutto, perfetto. Quindi è arrivato all'ultimo stadio.
Perfetto. Qui possiamo sbloccare una città. Sblocchiamola e ci prendiamo. Cos'è che ci manca? Vediamo. Vediamo cosa ci manca. Questo sarebbe interessante. Potremmo fare ancora del cibo, obiettivamente. Però fare anche qualcosa di commerciale non potrebbe essere giusto. Va bene, dai, andiamo sul commerciale. Qui sblocchiamo le varie cittadine, eccetera. Qui non mi interessa di potenziare. Qui abbiamo la Marzia che fa il suo, va bene. Tra l'altro Marzia che fa il suo, ma potrebbe fare di meglio. Che lei pattuglia questa zona. In realtà dovrebbe essere di confine la Marzia, però vabbè. No, vabbè, per ci sono tutte loro. Non dovremmo avere necessità di spostarla. Andiamo a potenziare anche questo, così ci aumenta l'ordine pubblico, visto che qua ne hanno sempre bisogno. Qui ci aumenta un po' il cibo, però da meno 4. Abbiamo 164. Io li farei questi due. E farei anche il rame, così ci potenziamo bene. A questo punto posso fare anche questo. E qua la lasciamo così. Abbiamo potenziato un po' questa regione, importante per gli scambi. E va bene, direi che ci siamo. Altre cose non... Ah no, no, che ragazzi, dobbiamo fare e terminare questo assalto. È autunno, non è il massimo per attaccare, però loro sono ancora parecchio lontani, quindi sabotiamo la capacità di movimento di questo esercito e vediamo se riusciamo a prenderlo con 2 legioni. Perfetto. Perfetto, sabotato. Allora, vediamo quale delle 2 legioni ha magari, esatto, questa ha un onagro romano, quindi lasciamo attaccare la città da questa legione e noi ci mettiamo, facciamo qui. Va bene, un agente blocca il nostro passaggio, ma lo aggiriamo e siamo arrivati. E qua, signori, attacchiamo la città con 2 legioni. Perfetto. Perfetto, signori. Allora, siamo in una situazione di vantaggio clamoroso. Abbiamo diverse armi d'assedio, diversi combattenti. Io attenderei magari un turno, giusto per... Ci facciamo magari o un ariete o una torre immobile. Facciamoci un ariete. Tanto non credo che nessuno verrà... Cioè credo che nessuno verrà a salvarli. Questi sono bloccati. Questi ottimo, che fanno casino. Va bene. E direi che al massimo loro si possono muovere, esatto, di una zona confinatissima. Quindi al prossimo turno li attacchiamo però con una torre in più per l'attacco. Sicuramente ci aiuterà. Quindi andiamo sul fine turno, signori. E intanto andiamo avanti anche con le tecnologie, eccetera, eccetera. Allora, ci riattaccano i Suebi. Va bene. Chiediamo aiuto a tutti i nostri alleati che vogliono partecipare. Non mi ricordavo questa cosa di aver fatto pace con i Suebi, ragazzi. Vabbè. Prevedo delle scandescenze in quelle zone, perché se no tutti i nostri alleati avranno dichiarato guerra. No, non c'è bisogno. Ah, una sortita. Tra l'altro una sortita 1 contro 1. Perché questi non intervengono? Perché sono troppo lontani. Ma dovrebbero intervenire. Allora, signori, non rimane che giocarcela. Tra l'altro non so se neanche se la vinciamo. Oppure ci ritiriamo. Oppure ci ritiriamo. Loro sono tanti e sono anche belli armati. Allora ritiriamoci. Vediamo se usciranno dal loro insediamento. No. No, sono rientrati, sono rimasti dentro.
Eccoli, eccoli i secessionisti. Isolati oramai su una barca su una flotta che sta andando in pezzi. Ok, allora, complotto omicida. Andiamo a assolutamente, sbattiamo in prigione il politico sospetto, assolutamente. Disordini. Con 9 nascite muore un patrizio, ahimè. Ahimè, muore un patrizio. Va bene, adesso ne facciamo uscire un altro. E qua, signori, guerra dichiarata tra tutti. Bene, sono contento. Andiamo a vedere un attimo. Vediamo dove stavano. Le costruzioni, dove stavano? Eccolo qua. Ok, andiamo a vedere un attimo quelle che abbiamo sbloccato. Qui ci facciamo fatemi vedere come sta messo il banditismo qua. Dove lo vedo? Qui, altissimo qui il banditismo. Io direi di andare a abbassare il banditismo. Vediamo qual è quello che me lo abbassa di più tra tutti. Allora, no, questo ce l'ho, addirittura ce lo aumenta. Meno 16. Meno 16, quindi va bene, ci fornisce un po' più di guarnigioni. Però la torre è ancora la migliore, anche se ci dà meno crescita. No, allora facciamo questo in modo tale da abbassare ancora il banditismo. Tanto soldi ne abbiamo veramente. Cioè ragazzi, guardate quante abbiamo 6 milioni e 300 mila denari. Cioè una roba mai vista. Allora, aspettate che ho visto qua una roba. Sigindum, che però siamo più 40, direi allora che lo possiamo fare tranquillamente. Come possiamo fare anche questo. Allora, poi vediamo di risbloccare un agente qua. Ah, wow, ma ne posso sbloccare tantissimi. Ordine pubblico, pressione fiscale. A Roma c'è un agente? Sì, c'è. Ok, ma non stavo lavorando, maledetto. Maledetto. Sblocchiamone anche uno in Cisalpina, che mi potrebbe dare delle risorse importanti. Vediamo se c'è qualcuno. Crescita. Dai, prendiamo lui e lo sblocchiamo. Ma poi ne ho altri 3 da sbloccare, quindi potrebbe essere interessante prendere una delle nostre province più ricche e piazzargli qualcosa. Visonto sicuramente no. Lui no. Però già loro che sono in 4, 1, 2, 3, 4, io lo piazzerei un altro. Facciamo pressione fiscale. Ok. E poi il prossimo vediamo nel prossimo turno cosa ciccia fuori. Qui andiamo a fare costruzioni su costruzioni. Anche qui andiamo a sbloccare il cibo. Qui la stiamo fortemente trasformando in Roma. Qui abbiamo delle problematiche. Vediamo se facciamo distruggi munizioni. Vediamo se riesce a infiltrarci. Benissimo. Benissimo. E adesso attacchiamo il nostro nemico. Ok, senza munizioni da tiro diventano una preda facile per Roma. Nonostante l'insediamento in mezzo ai boschi, riusciamo a sconfiggerli. Schiavi per le nostre costruzioni. E ora l'assalto finale e li riduciamo in polvere. Andiamo in modalità sempre equilibrata. Non ci scomponiamo, ma li facciamo completamente fuori. Benissimo, non abbiamo più li sul nostro territorio. Andiamo assolutamente a schiavizzarli. Li portiamo a Roma in catene e ce ne torniamo di qua. Stiamo soffrendo parecchio qua, purtroppo. Vediamo se riusciamo. Allora, miglioriamo sicuramente la capacità di spostamento e assolutamente il reintegro delle truppe. Qua riesco a acquistare qualcosa. Vediamo di unità. Sì, qualcosina, una roba. Poca roba in realtà, però vabbè.
Non siamo ancora potenziati al massimo. Vabbè, comunque un'unità va bene. Qui immagino sarà la stessa roba con patate. Esatto. Va bene. È inverno, ci prendiamo una piccola pausetta. Siamo a -10 tra l'altro, quindi dobbiamo anche tenere questa cosa. E riandiamo dai nostri amici. Allora, blocchiamo ancora questo esercito. Vediamo se funziona. La stessa tattica di prima. Non ce l'abbiamo fatta, quindi in questo turno dobbiamo assolutamente prendere d'assedio questa città. Niente, attacchiamo così. Perdiamo un po' di truppe, però io direi che è il caso di farlo. Andiamo in modalità di protezione. Partiamo tranquilli. Vinciamo, signori. Vabbè, non abbiamo perso nessuna grande unità. Ottimo. Andiamo a soggiogare questa popolazione. E adesso dovrebbe essere sotto il nostro controllo, più o meno. Gli proponiamo un accordo con... Torniamocene in patria. Noi il nostro compito lo abbiamo. Mi sa che si è buggato l'audio. Va bene, questa non so che cosa, che fine farà. Però questi dovrebbero essere... No, no, mi sa che sono già convertiti a noi questi. Sì. Vabbè, comunque ci odiano un po' meno. Impareranno ad amarci. Allora, amichevole come atteggiamento. Facciamogli una donazione. No, direi proprio di no. Doniamogli 3000. Ok, così, esatto, siamo andati un po' meno cattivi. Infatti siamo passati a gialli. Bene. Bene, bene. E morale possiamo dare. E poi vediamo qualcos'altro a questa legione. Gli diamo capacità di movimento, assolutamente. Ok. Ah, tra l'altro ci hanno dichiarato guerra anche a nord di qua loro, però io me ne frego abbastanza, perché ci sono questi che dovrebbero teoricamente dare una mano. Io non ho altri agenti. Vediamo se ho qualche agente in zona. Vediamo. Ho una spia qua. Ho una spia qua. Allora la spia la facciamo viaggiare. Non so neanche se vedremo la fine del suo viaggio, ma la facciamo viaggiare verso nord. Adesso piano piano si sposta. E va bene così. Qui ci dovrebbe essere... Ok, lui, vedete che non sta lavorando, maledetto. Maledetto, maledetto. Qui andiamo a potenziare anche questo, assolutamente. E va bene così. Il resto mi sembra abbastanza buono. Qui quanto abbiamo in inverno? 32. 32 non è male. Allora, andiamo a potenziare un po' queste strutture commerciali. Cinabum. Lui sta sulla costa e anche lui, quindi aspettate, qua posso fare un sacco di roba. Io andrei sull'esportazione massiva di legname. Ci diminuirà sicuramente il grano, però il cibo però fa niente. Va bene. Qua come siamo messi? Passiamo da -2 a -4. Va bene, lo facciamo. E basta così, signori. E siamo a posto. Andiamo. Allora, questi potrebbero attaccare Stanwich e concludere la battaglia e la campagna. In realtà vorrei attaccare con le forze un po' recuperate, ma soprattutto vorrei attaccare d'estate e non d'inverno. Cioè comunque primavera, ecco. Quindi ci pippiamo un altro turno, perché siamo coerenti a tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. E poi probabilmente
andremo all'epilogo di questa storia. Ci chiedono pagamenti per partecipare alla guerra contro di loro. Va bene. Espandetevi pure. Vogliono un'alleanza difensiva. Ormai le tribù sono completamente... hanno accettato il dominio di Roma e addirittura ci chiedono alleanze. Qui i liceni vengono massacrati per mare. Roma ormai, signori, ha il dominio di qualsiasi cosa. Controlla tutte le regioni, comprese quelle esterne alla sua influenza. Ci chiedono patti di non aggressione, noi li concediamo volentieri per mantenere la famosa Pax Romana, signori. Ok. Rivolta. Ok, perdiamo Gravitas e meno 10 alla realtà per 4 turni. Pace Amen. Qua purtroppo c'è stata una rivolta, quindi non sposteremo la flotta e andremo all'attacco. Non è che siamo messi proprio benissimo. Qua magari li uniamo, giusto per avere. E anche la cavalleria qua la uniremo. Ok, adesso possiamo sbloccare un po' di unità, effettivamente. Quindi almeno una cavalleria la possiamo prendere. Non dobbiamo avere eserciti però ribelli nei nostri territori, prima di concludere la campagna, perché ci deve essere appunto proprio la Pax. Fatemi vedere intanto le varie costruzioni che stanno spawnando. Benissimo. Vediamo qua il livello di banditismo sta scendendo, bene. Ottimo. Magari anche qua sarebbe opportuno droppare un agente, perché infatti prima ce l'avevo qua. Uno di loro ce l'avevo. Andiamo sull'ordine pubblico. Lo droppiamo qua. Ok. Poi prima che mi dimentichi, andiamo a prendere tutti gli altri agenti, perché qua non li avevo attivati. Attiviamo tutte le loro. Ok, dovremmo esserci. Ok, perché altrimenti non mi crescono e non fanno neanche il loro lavoro. Ok, perfetto. Va bene. Qui abbiamo la legione che sta pattugliando. Perfetto. Qui anche. Questa ci ha dichiarato guerra, ma è fuori dai nostri confini e adesso non abbiamo modalità, tempo comunque per andare a fare del danno. Voglio solo vedere le nostre legioni. Comunque ha funzionato, ragazzi. Vedete qua? Benissimo. Sono alleati con noi. Ottimo. Comunque ha funzionato, stavo dicendo, il mettere le legioni qua. Questa la andiamo a far pattugliare. Intanto sta recuperando. Questa dovrebbe ritornare in sede. E ritorna qui, per favore. E anch'essa la mandiamo a... No, questi qua ci hanno accompagnato fino alla fine. Tra l'altro rango unità 9. Cioè ragazzi, vabbè, devastante. Assolutamente. Qui potenziamoci a manetta. Qui abbiamo il porto. Ci facciamo un porto. Non so che porto facciamo, ragazzi. Facciamo un porto. Ah, qui ci sono i pesci. Facciamo un porto, un carpentiere, dai. Un minimo, qualcosa di attacco, ecco. Giusto per. Allora, qui credo che non possiamo comprarci nulla, se non la cavalleria, che tra l'altro ci servirebbe, ma dovremmo prenderla il turno successivo. Allora, nostra spia, viene qua per favore. Ulala. Allora, andiamo a sabotare questo esercito. Oppure saboto le munizioni. Posso sabotare le munizioni
di questo accampamento. No. Allora, sabotiamo le munizioni. Ok, allora io direi, visto che si sono un po' rinforzati, ma non stanno rinforzando. Beh, oddio, sono pochi, sono pochi. Sono pochi e abbiamo una ribellione qua. Potremmo metterci in modalità imboscata, qui attaccare questi e poi andare su in 3. Secondo me potrebbe essere qualcosa di interessante. Quindi andiamo in modalità imboscata e prendiamo queste unità, la portiamo qui. Intanto almeno costruiamo un po' qualcosa a livello romano in questi territori. Loro se ne spostano. Non ci arrivo. Purtroppo non ci arrivo. Va bene, però è il momento buono per reclutare qui la cavalleria. No, non posso reclutarla. Maledetti. Niente, non posso reclutarla. Vabbè, dopodiché saliremo qua e attaccheremo veramente la città. Non sto allungando il brodo, ragazzi. È che, cioè, bisogna giocarcela sempre al massimo, perché non bisogna mai sottovalutare il nemico. È questo che ci ha portato poi alla vittoria totale, ed è anche il motivo per cui sto mandando su la spia. Fatemi vedere, scusate. Eccola qua, che pian piano risale tutto il continente. Intanto a livello tecnologico sbloccheremo le manovre strategiche. Ci costano di più gli eserciti, però ci dà un botto di roba. Più 10 velocità di corsa, più 10 tiri al minuto, altro denaro, e permette la costruzione dei campi. Ottimo. Andiamo avanti. Ecco qui la nostra spia che risale la porzione araba. Altri schiavi ribellati. Adesso bisogna andare a vedere dove sono. Patto di un'aggressione per 19.000. Wow, 19.000 è un po' tantino. Vediamo. Così moderata. Vediamo su moderata. 11.000. Va bene, accettiamo per 11.000. Patto di non aggressione, assolutamente sì. Allora, qua alleanza difensiva con le popolazioni, va bene, dai. Aumentiamo il controllo anche sulle popolazioni esterne. Ormai veramente tutti si sono abituati a Roma, al controllo di Roma. Adesso dobbiamo capire dov'è la rivolta degli schiavi. Permetti l'adozione, ferma l'adozione. No, va bene, permetto l'adozione dei personaggi. Ah, ma come qua? Come mai? Tanto un altro generale riceve l'onorificenza massima. Va bene, non ci interessa. Spia. La spia. Ok, migliora. Va bene.
Ah, ci sono un po' di cose da fare in questi turni qua. Adesso vediamo di potenziare. Questa qui è una spia molto pericolosa. Molto pericolosa. Astuzia. Molto pericolosa questa spia. Mi piace parecchio. Manteniamola sempre sul territorio a controllare. Fatemi vedere se le truppe si stanno riprendendo. Dov'è? Qua. Queste qui. Ok, sono quasi già riprese. Mamma mia, la macchina romana funziona in maniera impeccabile. Allora, ci manca una... ci manca... Ok, questa l'abbiamo fatta, le manovre strategiche. Andiamo sulle tattiche avanzate di cavalleria. Sono 16 turni, ma va bene. E qui ce ne sono ancora tantissime che dobbiamo sbloccare, ma ormai siamo arrivati al capolinea. Questi sono ancora da soli. Questi stanno reclutando. Questa cosa non mi piace. Allora, terminiamo prima di tutto la rivolta. A questo punto loro che hanno l'onagro li portiamo su. Ok, li facciamo fuori tranquillamente. Modalità equilibrio. E via. Benissimo. Prima rivolta sedata. Schiavi per la costruzione. Tu, mio caro, non arrivi dove dovresti arrivare, quindi vai a controllare il ponte. Voi anche non arrivate dove dovete arrivare, ma vi voglio in questa direzione di qua. Qui intanto vedo che siamo solo a meno 12 come gradimento, quindi molto buono per noi. Tu ti devi sbloccare e andare qua. Dopo gli schiavi sono tanti, milioni di milioni, e noi li abbatteremo tutti. Allora, questa io quasi quasi me la andrei a giocare, perché se no mi fa perdere troppe forze. Io non voglio perderle. Poi tra l'altro posso usare anche l'esercito di guarnigione come carne da macello. Andiamocela a giocare, signori. Allora, pioggia, abbiamo tanto tiro noi. Secondo me ce l'hanno di più loro. Quindi iniziamo lo schieramento. Secondo me ce l'hanno di più loro. E signori, intervengo io dalla post-produzione perché ovviamente in questo punto mi si è tolto l'audio, mannaggia. Semplicemente ero gasatissimo perché come vedete avevamo una mega collina con le catapulte. Quindi la prima cosa che vado a fare è posizionare le catapulte sopra la collina e preparare la strage. Ovviamente poi posiziono subito sotto le catapulte il tiro, che tra l'altro non poteva essere posizionato in tutti i punti, quindi ho dovuto un attimo capire dove poterlo fare, però alla fine riesco a piazzarlo sotto le catapulte. Comunque c'è una considerevole salita. Poi vado a prendere le unità di cavalleria, le metto nella porzione a destra sulla collina in modo tale che se dovessero caricare contro il nemico sarebbero veramente in vantaggio. Qui vado a mettere le unità davanti belle schierate, che sono un po' quelle unità da macello che possono prendersi i primi colpi. Ecco, qui adesso la cavalleria la vado appunto a posizionare come ho detto prima, qui sopra la collina. Dopodiché, una volta posizionata, vado a mettere il generale che da qui dall'alto vede un po' tutto il campo di battaglia. E signori, preparatevi perché adesso ci sarà il massacro totale a breve. Qui metto delle altre unità di supporto ai fianchi in modo tale da avere il generale protetto.
detto, metto da questo lato anche l'altra unità creando una certa simmetria e poi la corte dietro. Spingo in avanti queste in modo tale, esatto, da avere un po' un fronte comune, un po' più solido. Qui riposiziono e sposto l'unità perché comunque confido che la cavalleria insieme alla corte riesca a fare il suo dominio. Ok signori, allora iniziamo la battaglia. Sarà estremamente divertente anche perché con la cavalleria posso aggirarli, prenderli da dietro. No, un massacro ragazzi, un massacro. Signori, fate ruggire i vostri... le vostre armi. Vediamo intanto noi dove siamo. Ok, sono spuntati da questa zona. Fatemi vedere. Allora, se non ci massacrano subito, spostatevi di qua per favore. Grazie. Ok. Arriveranno in supporto, ma loro sicuramente tenteranno la schiacciata subito. Noi intanto spostiamoci leggermente in diagonale verso di loro. Però ragazzi, sarà il massacro più totale. Ed eccoli che tirano. Ruggiscono le pietre, signori. Guardate, guardate i danni, mamma mia, sul campo di battaglia, signori. E non hanno ancora visto nulla perché c'è tutto il tiro posizionato. C'è tutto ragazzi, c'è tutto. Intanto avviciniamoci leggermente. Iniziamo a far pressione da questo lato. Loro ci tirano frecce, ma noi con gli scudi alzati. Mamma mia signori. Ma signori, ma quanto ho fatto bene a giocare a questa partita. Signori, signori, colpi che arrivano. Tenetevi pronti. Cavalleria anche, perché adesso con la cavalleria ci divertiamo. Andiamo a fare un giro. Signori, mamma mia signori. Ok, qui abbiamo il tiro libero. Tirate per favore. Voi mettetevi qua. Signori, signori, andiamo a fare un giro proprio con la cavalleria. E facciamo manovre di aggiramento senza paura che il pompiere non ne ha. Qui ci tiriamo colpi su colpi. E altri colpi ancora che colpiscono il nemico. Mamma mia, guardate qui la strage. Gli uomini caduti. Scossa. Signori, signori. Un boost al morale. Noi ci teniamo sempre belli legati. Facciamo il giro da dietro, signori, passando per la selva, per questa depressione, per poi sbucare alle spalle. Loro continuano a bersagliarci, ma nessun legionario ferito di quelli in prima linea. La cavalleria fa il giro. Bellissima questa scena, ragazzi. Suonano le trombe. E adesso tutta la prima linea di arcieri verrà massacrata. Mamma mia, fatemi vedere un attimo quante munizioni ho ancora. Peccato, ne ho pochissime. Attenzione, schiacciati gli arcieri, tutti in avanti per paura. Mettiamoci così. Ok, tirate. Signori, non ce n'è più per nessuno. Forza. Tutti avanti. Qui possiamo compattarci. La cavalleria fa strage signori. Qui il generale cerca di bloccarci, ma non ce n'è, non ce n'è. Inizia a cedere questi. Mamma mia. Copritevi. Ok. Ok, spostatevi. Benissimo. Cavalleria qua fa il suo sporco lavoro. Un po' impattanate in questi punti, ma va bene. Attenzione. Attenzione, qua tentano un aggiramento, ma non c'è nulla da fare. Cavalleria devastante.
Questi magari sono un attimo in difficoltà. Sì, sono un attimo in difficoltà, li portiamo via da qua per favore. Altri arcieri presi dal dietro. Ok, forza. Questi a questo punto in questa direzione. Forza. Vabbè ragazzi, andate a evitare loro per favore. Signori, la macchina romana. La macchina romana. Altri arcieri attaccati. Questa cavalleria è un po' bloccata. Andiamo a aiutarli. Alto sfondamento dal dietro. Ok. Potete farmi fuori questo per favore. Voi di qua. Dov'è l'altra cavalleria? Questa. Di qua. Ok, attenzione che la nostra cavalleria sta andando un po' in fuga, ma per il discorso di morale. Ok, delle altre parti non controllo neanche perché so già che stiamo stravincendo. Forza. Ok, qui abbiamo vinto alla grande. Fatemi vedere, sì. Ok, avanziamo. Andiamo a aiutare. Qui loro tentano la fuga ma non riescono ad arrivare da nessuna parte. Ok. Ok ragazzoni, ci siamo. Ci siamo. Ho perso qualche cavalleria per il morale, ma va bene così. Comunque devo dire che i loro arcieri sono veramente fastidiosi, perché comunque hanno veramente una buona resistenza. Dai ragazzi, forza, schiacciateli. Andiamo giù col generale. Ok, guardate i loro maledetti arcieri. Allontaniamoci da questi. Allontaniamoci. Maledetti arcieri. Ok, qua sistemati. Forza, avanzare. Ok. Ok, lampeggiano tutti. La rivolta è terminata. Signori, bellissimo le catapulte all'inizio. Bellissime. Ho goduto tantissimo. Bellissime. E spero voi con me. Non hanno giocato male, devo dire. Molto resistenti gli arcieri, come tutte le popolazioni del nord. Però, signori, la vittoria è nostra. Perfetto signori, perfetto. Perfetto, andiamo a far fuori i prigionieri. No, ovviamente li portiamo ancora schiavi. Ovviamente. E adesso però il finale lo dobbiamo far fuori, assolutamente. Quindi andiamo a dare più movimento e più reintegro. Perfetto. Però il capo che è scappato, l'infame, adesso lo dovremmo far fuori. E andiamo in modalità di aggressione. È scappato da solo l'infame codardo maledetto. E l'infame codardo maledetto deve essere giustiziato. Che non ci provino più. E abbiamo ancora, mamma mia, abbiamo ancora tempo per risalire. Però non andiamo così là perché ho paura. Ho paura di una anzi, guardate, facciamo proprio esattamente il contrario. Ci mettiamo qua perché ho paura che mi facciano fuori tutti i personaggi. Quindi intanto vedo chi posso reclutare. La cavalleria. Non ancora gli uomini, però la cavalleria sì. Allora iniziamo a reclutare una cavalleria almeno qua. Questi li mettiamo in modalità imboscata.
No, ho sbagliato, scusate, volevo imboscata, non si può. Niente, allora mettiamo in fortifica. Ok. E attendiamo allora a questo punto. Qua facciamo... Potremmo anche assassinare qualcuno. Non è che il 16%. Andiamo a ridurre le munizioni. Vediamo se ce lo fa. No. Vabbè. Tra l'altro non era neanche una spia così debole. Vabbè. Dai ragazzi che concludiamo questo viaggio. Ci siamo vicini purtroppo. Oramai. Andiamo avanti ancora con un turno. E poi ci lasciamo. Molto probabilmente. Dato la spia risale. Signori, non ci crederete, ma neanche la mia gatta vuole che finiamo il gioco, perché mi ha spento il PC. Vabbè. Niente, rifarò le stesse azioni che ho fatto già in questo turno. Stavo facendo l'attacco finale, ragazzi. Mi ha spento il PC sull'attacco finale. Vabbè, è andata così. Quindi appunto ricominciamo. Portiamo la nave in porto perché non vorrei che avesse delle problematiche. Io dovrei teoricamente aver fatto tutto a questo giro. Ci manca solo l'attacco a Stanwich. Andiamo avanti allora con la fine del turno. Vediamo un attimo se a sto giro riesco a finire sta campagna, perché se questo pollo qui che ho seduto sulla mia scrivania mi lasciasse finire la campagna. Lo so, anche a me dispiace che finisce, però è così ragazzi. È stato un lungo percorso, però deve finire. E trattato di pace con gli Ceni, assolutamente. Dobbiamo ancora costruire il muro, signori. E quindi proseguiamo il nostro percorso. Ce la rigiochiamo ancora. Però tanto voi non l'avete visto, quindi ha aumentato il grado dell'ammiraglio, bene. Più zelo, ottimo. Ottimo. Andiamo a migliorare il grado dell'ammiraglio e poi concludiamo. Avevo fatto questo e... esatto, mantenimento. Qui c'era una roba, esatto, della flotta, quindi benissimo. Guerra dichiarata, ma a noi non ci interessa. Andiamo a migliorare le strutture. Una e uno 2, assolutamente. E poi anche uno 3, no, non l'avevo fatto. Ok. E adesso, signori, siamo pronti. Qua c'è sfuggita dal controllo il nostro nemico, ma ce ne freghiamo. Andiamo a distruggere le munizioni. Vediamo se a questo giro riesco. No. Uguale, identico a quello che era successo precedentemente. E ora spostiamo le nostre truppe, signori. Spostiamo le nostre truppe per l'attacco finale. Questa qui l'avevamo unita e avevamo mandato avanti però quella con più uomini e artiglieria. Questi non sono messi benissimo, quindi ci potrebbero raggiungere poi successivamente. Quindi portiamoli qua. Questi li portiamo indubbiamente qui. E
Anche questa legione circonderà Stanwich. Ora prendiamo loro e attacchiamo, signori. E qua l'ultimo combattimento, che a mio avviso non ha senso di essere giocato. Questo perché la stravinciamo. Abbiamo comunque la scala Pioli che ci consente l'attraversamento del campo nemico. I nemici sono pochi. Non ce la giochiamo, ragazzi, perché sarebbe sicuramente una battaglia noiosa da farvi vedere. Perciò sapete che ho sempre prediletto farvi vedere dei gameplay interessanti e non le battaglie solo perché devono essere viste. Quindi tutte le altre ce le saltiamo. Abbiamo conquistato la città, signori. Possiamo finalmente entrare come uomini romani. E signori, allora andiamo un attimo a mettere Roma. Portiamo anche gli acquedotti. Qui ovviamente la facciamo completamente marziale questa città. Tra l'altro questa città fa parte, esatto, fa parte di un blocco a sé stante. Andiamo a chiedere la pace agli Ceni, che ovviamente non può essere che alta. Vediamo, scusate vabbè. No, 68.000 no. Andiamo a chiedergli un accordo commerciale, perfetto. E un patto di un'aggressione non ce lo danno. Allora io chiedo a loro 10.000, glielo offro, però voglio un patto di un'aggressione. Non me lo danno il patto di un'aggressione, va bene. Allora rimaniamo così. Pace con gli Ceni. Ci commerciamo pure, giusto perché ci piace commerciare con gli Ceni. Qua commerciamo anche con loro. Continuiamo ad aumentare gli introiti per Roma. Abbiamo un'altra popolazione che ci dà l'accordo commerciale. Lo facciamo, quindi altri introiti ancora. Signori, Roma è veramente devastante. Ormai abbiamo terminato la campagna. Ecco qui le paci negoziate tra tutti i nostri alleati, quelli che ci seguono. Qui siamo in una fortissima crescita ed espansione a livello del sud dell'Inghilterra. Le nostre flotte ora possono andare a riposarsi nei vari porti. E signori, eccoci qui con la mappa gigante, con la mappa di Roma, con la mappa dell'impero. Signori, vi ricordo che questa campagna con la Divided Impera storica è stata una follia per il canale, ok? È stato un suicidio mediatico per il canale. 235 puntate. 235 puntate dopo 10 anni dall'uscita di questo gioco, forse 11. Signori, è veramente stato un suicidio. Ma l'ho voluta portare a termine nei tempi e nelle modalità che abbiamo scelto assieme, con il vostro contributo, prima da senatori, onorevoli senatori, e poi da senatori imperiali. Avete preso diverse decisioni insieme al mio gameplay, e quindi insieme abbiamo costruito questo vastissimo impero, signori. Questa partita è tanto mia quanto vostra. Mi sono divertito tantissimo a giocarla, e anche se dal punto di vista del gameplay non ha alcun senso su YouTube portare una campagna del genere così lunga, signori, sono stato contentissimo e felicissimo di farla. Molti di voi mi hanno sostenuto video dopo video, mi hanno seguito nonostante le puntate magari a volte con l'audio non perfetto. Però signori, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente arrivati fino in fondo. Io vi voglio ringraziare, perché se questo tipo di gameplay che su YouTube non si vede più e che YouTube cerca in tutti i modi di ostacolare è arrivato fino alla fine, è anche grazie a voi. Quindi io non posso far altro che appunto salutarvi ormai su questo finale di questa Roma storica, e davvero
ringraziarvi col cuore per aver giocato con me questo impero. È stato veramente un progetto unico e matto e disperatissimo. Voglio solo un'ultima battuta e poi mi taccio per sempre, mi verrebbe da dire. Voglio solo appunto in ultima battuta ricordare i momenti più salienti di questa campagna. Siamo partiti nella zona del Latium con una Roma giovanissima, già in guerra con gli Epiri fortissimi. Abbiamo avuto grossissime difficoltà a respingere gli Epiri e nonostante il respingimento che poi diciamo siamo riusciti ad archiviare, loro erano comunque avvelenatissimi con noi. Hanno tentato in tutti i modi di ostacolarci, ma noi siamo andati dritti. Abbiamo attaccato, purtroppo, anzi, ci hanno dichiarato guerra loro, i cartaginesi. Quindi guerra per le isole che abbiamo conquistato. Abbiamo avuto sempre Siracusa dalla nostra parte, che ci ha dato una grossa mano. E poi da lì è partita la scintilla. C'è stata l'annibalata, signori. Non so se ve la ricordate, l'annibalata. Attraversata delle Alpi al contrario. Roma è partita senza senso. Quella cosa lì è stata senza senso. L'abbiamo fatta per avere una parvenza storica, mettiamola così. E anche comica. E con l'annibalata siamo arrivati fino in Spagna. E in Spagna abbiamo conquistato i territori, sottraendoli a Cartagine. E poi l'eterna lotta tra Roma e Cartagine. Roma è riuscita, nonostante tutte le difficoltà, perché mentre attaccavamo i cartaginesi avevamo gli Illiri che ci continuavano a ostacolare sulle coste e altre popolazioni germaniche che tentavano l'entrata in Italia attraverso il mare o attraverso il Veneto. E quindi veramente in questa difficoltà, dove abbiamo visto tantissime volte Roma cedere, non avere abbastanza truppe, andare in una situazione di perdita di denaro pesante, bancarotte, siamo riusciti comunque a resistere, a conquistare pezzo dopo pezzo, territorio dopo territorio, città dopo città. E ci siamo espansi anche poi in Macedonia, incontrando ancora gli Epiri, ancora una volta loro che ce l'avevano a morte con noi. Abbiamo schiacciato i Macedoni, quello che rimaneva del grande impero di Alessandro. E poi ci siamo espansi nell'Anatolia, andando a creare dei sottoalleati per avere un appoggio a livello marittimo, perché eravamo molto schiacciati a livello marittimo. Vi ricordate le grandi battaglie contro Pergamon, l'attacco Egitto-Pergamon e un'altra fazione che adesso non mi ricordo, una fazione minore, che tutte e tre ci avevano attaccato, signori. E noi abbiamo dovuto mandare un sacco di legioni per riuscire a stare a galla in quella situazione, sia dal punto di vista marittimo, ma rimanere anche coi piedi nel territorio asiatico, cioè dell'Asia minore intendo, con i nostre legioni. E che campagne che abbiamo fatto lì, ve le ricordate, signori? E nel frattempo anche scissioni. Abbiamo perso tantissime volte la Spagna. Abbiamo dovuto riconquistarla 2 volte la Spagna. E poi ci siamo espansi in Egitto. Anche lì ultimo dei 3 alleati che avevamo risparmiato, e abbiamo dovuto abbattere fino a conquistarlo completamente tutto. E poi l'espansione nei vari territori asiatici più arabi in realtà che abbiamo fatto. Nel frattempo ci spondavamo a nord, quindi abbiamo fatto tutta la conquista dei Galli, dei popoli Galli. Infine siamo riusciti a conquistare il Nord Africa, tutto il Nord Africa, a calmare i vari dissidi delle popolazioni tribali che ogni 2x3 volevano pugnalarci alle spalle, per poi riuscire ad espanderci verso i nostri nemici suebi, quindi verso est, creando una linea di fortificazioni enormi, che ci consentono ad oggi di avere degli alleati al di fuori dei confini che ci tengono a bada i nostri nemici, le pressioni che arrivano dai popoli del nord. E poi infine il grandissimo sbarco in Britannia. Siamo avanzati con la nostra flotta, con le nostre legioni,
e abbiamo schiacciato finalmente i Ceni che hanno provato in tutti i modi di ostacolarci. Prima in Francia, poi nei paesi della Magna Germania e infine però Roma è arrivata, ha conquistato le loro terre e ha creato il muro che separa la civiltà dalla barbarie. Signori, l'impero romano in questa campagna non è stato solo un gameplay, non è stato solo muovere dei pezzi sulla plancia, ma è stata una rievocazione storica in salsa total waresca di quello che fu la storia. E signori, io veramente vi mando un calorosissimo abbraccio, un saluto, sono veramente molto giù di morale perché è finita questa mega campagna, ma come tutte le cose belle hanno una fine, come hanno un inizio. Quindi non ho detto apposta il contrario perché questa qua è la fine di una grande campagna, ma chissà, potrebbe essere l'inizio di qualcosa di ancora più bello. Io signori vi ringrazio ancora per l'ennesima volta. Il vostro primo console, primo tra i primi, vi saluta. E lasciatemelo dire ancora un'ultima volta. Io sono Lord Perso e ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao ragazzi. C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato.